Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare i guardoni, siamo su LCS, andiamo su partita in corso, Rapid e ci andiamo a vedere un partitozzo questa che è appena cominciato. Due giocatori, uno sul 2003 e l'altro sul 2002, difesa moderna, no che difesa moderna, vediamo come è cominciata sta mossa. Ok, credo sia una sorta di difesa moderna. Vediamo un po'. H3 è strana, mossa strana. H3 molto strana, moltissimo strana per un giocatore, tra l'altro. Ok, sì, si sta trasformando in una sorta di est indiana, molto dei poveri. Ok, ci sarà una partita posizionale. Alla fine il centro è abbastanza quello che è. E niente, si continua un po' lo sviluppo, vediamo un po' cosa succede. Allora, beh, torre 8 è abbastanza di default e qui il bianco può scegliere se spingere e quindi iniziare poi una strategia di attacco probabilmente sull'ala di donna grazie a B4, queste spinte qui. Il nero invece cercherà tutto il suo controgioco sulla spinta F5, quindi su attacchi irruenti sull'ala di re. Vediamo un pochettino cosa decide di fare il bianco. Se lascia la tensione al centro o se decide di spingere. Se spinge, cavallo in E7. Ok, non spinge, vuole tenere la tensione al centro. Il nero non so se cattura. D'altronde se non cattura, boh, forse torre 8. Però la torre al nero serve per questa spinta, per supportare la spinta F5. Quindi credo che terrà la torre su F8 e probabilmente ora la cattura è una delle poche mosse buone, a meno che non so, cavallo B6, però non ci sono piani incredibili. Vediamo cosa fa il nero. Sono curioso di questa partita. È curiosa, è curiosa. Ehm, C'è un alfiere ancora a casa che deve assolutamente trovare la sua strada, anche se non si sa dove, perché E6 è facilmente attaccabile, scacciabile, F5 non ne parliamo e G4 non si può andare. Quindi il problema del nero ora è questo alfiere. Svilupparlo in fianchetto creerebbe debolezza all'interno della struttura, cavallo B6, ok, il nero vuole lasciare il centro e non vede l'ora che il bianco spinga, secondo me è questo che vuole fare il nero. Dopo la spinta, cavallo qui che supporta ancora di più la spinta di questo. Questo è tipico nella difesa est indiana, come giocata, ecco. Il bianco però non vuole. Solitamente quando il bianco non spinge è perché vuole evitare sistemi come la est indiana. E quindi... E quindi niente, cerca di evitarla. Cerca di evitarla. Basta, non la può più evitare. Cavallo in E7, esatto. Esattamente. E adesso bene, prima o poi ci sarà questa. Ricordate ragazzi che contro l'est indiana l'antidoto è posizionare un cavallo in E6. Quindi su questa, questo è il vero antidoto contro l'est indiana, il cavallo in E6. Vediamo un pochettino come deciderà di giocarsela il bianco. Se il bianco è coerente dovrebbe attaccare sull'ala di donna, anche se sì, B4 subito potrebbe andare bene, anche se il nero ovviamente non è obbligato alla cattura. B4, B5, ok, ho attaccato su questo pedone, si vuole impadronirsi della casa, ecco, beh, questo cavallo comunque qui ci può andare. Il nero è disposto a dare anche il proprio alfiere, però questo cavallo qui devo dire che è veramente imbattibile, super mega avantpostone, devastante. Così come la casa C5 sarebbe un ottimo avamposto per questo cavallo, ma non si sa come ci può arrivare. Tac, tac, no, non ci arriva così. Ok, F5, amico. Amico. E adesso bisogna giocare bene, ok? Casa B5 conquistata, perfetto il cambio. Ok, questa spinta è praticamente ora impossibile, però c'è questo pedone che è debole.
quindi il bianco potrà giocare su questo. Io così giocherei, da bianco giocherei B3 per impedire... Ok, eccolo. Eccolo il cavalluccio che va su E6, che è veramente il cruccio, è il vero problema della est indiana, è quel cavallo lì. Boh, bisogna giocare, non lo so, non lo so. Torre qui, su questa, che si fa? È brutta la posizione per il nero. Io abbandonerei, poi beh, lui c'ha 2003, quindi sicuramente non abbandonerà, saprà come giocarsela, però la posizione non è delle migliori. Finché, tra l'altro poi c'è questo alfiere chiuso completamente e quindi non ci sono potenzialità. La torre dove la metterà? In C8 secondo voi? No, in F7. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Bene, Bianco, adesso come si concretizza? Come si concretizza? Io porterei una torre da qualche parte. Alfiere inutile, completamente. Non lo so. Non ci sono. C'è questa possibilità. Però piani veloci per il bianco non ne vedo veloci. No, non ne vedo. Ok, si può attaccare qui, dopo questa. Ok. La donna nera non può difendere quel pedone, la torre nemmeno, quindi potrebbe essere un semplice piano questo. Sì, credo che il bianco lo farà e ora bisogna... Ok, sì, per difendere questo pedone c'è questa. Ottima, ottima, buona giocata di risposta del nero che copre tutte le case scure. Questo alfiere è sempre più inutile. Sai che si potrebbe pensare di giocare questa? No, beh. Che adesso c'è alfiere qui, che è interessante. Alfiere qui e dopo H5 c'è questa che è potente. Potente. È potentina, potentina. Non so perché non ha giocato subito questa. Torre qui a quale scopo? Sai che non te lo so dire. Perché hai giocato torre qui? Secondo me questa andava giocata. Torre qui per bloccare questo pedone, ma bastava giocare B3. Ok. Ah, beh, ha il suo senso. Non potevi farlo prima. Sì, potevi giocarla anche subito prima questa. Ah, che situation, che situation. Che situation. Bella, bella, però una partita sta uscendo fuori una partita interessante. Ok, adesso ci sono anche un po' di cose carine. Io voto sempre per la spinta su F3 con eventuale sacrificio di qualità. Artigiani della qualità. Accattatevi il sopra. Mamma mia quanto cacchio è forte questo cavallo. Devastante, devastante. Limita i pezzi neri in una maniera devastante. Ora c'è l'attacco qui che non penso si possa evitare in nessun modo. Bisogna fare un controgioco da questo lato, per forza. Per forza, caro nero. Quindi tac, innanzitutto inizi a attaccare al centro. Magari ti gioca F3. Ok, donna qui per andare qui, presumo. Ok, dagli il pedone, dagli anche la torre, va bene. Donna qui va bene. E adesso qua... No, questa no. Dai, un po' di controgioco ce l'ha il nero, eh?
un pochino di controgioco caruccio ce l'ha. Ottima controrisposta. Ecco, e mo che si gioca? Niente, abbandonato. Qualcuno dirà che senso ha abbandonare? Sono praticamente pari con i pezzi. È il problema, anzi no, si è perso il pedone qui. Si è perso il pedone qui e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 e 2, 4, 6, 7. Il problema è che il nero veramente non ha entrate, qui non può entrare. Questo alfiere non fa un Kaiser, il cavallo non ha entrate, neanche sacrifici particolarmente interessanti. E questo cavallo è devastante, cioè la donna si può muovere solo su case nere, neanche tutte, perché qui c'è il cavallo. E niente, dopo che la donna riesce a far saltare questo pedone, e riuscirà a far saltare questo pedone anche con l'aiuto della torre, niente, là il bianco doveva giocare tutto in difesa. Quindi no, è stata una partita, insomma, giocata, sarà giocata. E vediamo un po' qui. Ok, sì, una sorta veramente di est indiana. Ok. Ok, fiere di 7. Ok, e niente. Qui, con questo cavallo qui il computer dà un vantaggio abnorme. Ok, alfiere lì, tac. E niente, qui vantaggio del bianco. Incredibile. No, non c'è stato, cioè alla fine da un certo punto in poi, aspetta, vediamo quando, da qui in poi in realtà, il nero non ha avuto niente da fare, cioè questo alfiere che non poteva fare niente, questo alfiere che non poteva fare niente, questo cavallo che non poteva fare niente, questa donna che non poteva fare niente e non hanno fatto niente, assurdo, veramente assurdo. Quindi molte volte insomma si gioca anche per non far giocare i nostri avversari. Bene ragazzi, spero che il video di oggi, anche se corto, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!